A distanza di soli 3 mesi Azienda Zero ci riprova. Dal momento che continua la grave carenza di medici d'emergenza e urgenza, ieri è stato bandito un nuovo concorso per la ricerca di 145 camici bianchi in Veneto, malgrado con l'ultima selezione a febbraio ne fossero stati trovati solo 37 a fronte di 154 richieste. Questa volta però le maglie saranno un po' più larghe, a candidarsi potranno essere anche i dottori privi di specializzazione, purché nell'ultimo decennio abbiano accumulato esperienze da precari in pronto soccorso per un totale di almeno 3 anni. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 9 maggio 2023, la prima notizia del giorno riguarda i pronto soccorso della regione che soffrono una gravissima carenza di personale. Il Veneto cerca 145 medici per i pronto soccorso, appunto. Potranno partecipare al concorso, e questa è la novità, anche i gettonisti e i precari. A 3 mesi dall'ultimo, ora un nuovo concorso di Azienda Zero per colmare le carenze. Leggiamo sul Gazzettino di oggi in un articolo di Angela Pederiva. Possono candidarsi anche i laureati privi di specializzazione ma con esperienza. A febbraio, nell'ultimo concorso, Azienda Zero era riuscita ad assumere soltanto 37 per 154 posti. Ora le maglie si aprono, appunto, permettendo la partecipazione anche dei precari sulla base del decreto bollette del governo Meloni. Non sarà comunque facile, scrive la giornalista Angela Pederiva, considerata la disaffezione dei sanitari per le condizioni praticate dalla sanità pubblica, dalla sanità veneta, come risulta dalle periodiche indagini promosse dai sindacati. Ultima in ordine di tempo quella della Fandoi, secondo cui il 50% dei medici e degli infermieri che lavorano nei reparti di medicina interna presenta uno stato di burnout, cioè di esaurimento professionale. Insomma, sempre più critica la situazione dei pronto soccorso del Veneto, la stragrande maggioranza dei quali è sostanzialmente gestito, sta in piedi grazie a medici di cooperative private, i cosiddetti gettonisti. Azienda Zero non riesce a reclutare nuovi professionisti, c'è quindi un problema gravissimo di carenze di organico. Sempre di Azienda Zero si parla in un'altra notizia che invece compare oggi sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI, la sanità veneta. Azienda Zero compra i caschi del primario. Paolo Navalesi, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione, detiene il brevetto delle apparecchiature acquistate. In sostanza è una notizia che riguarda l'acquisto di caschi da terapia intensiva che sono stati ideati da questo professor Navalesi e che sono in utilizzo nel reparto del professor Navalesi stesso. Nello specifico, scrive Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI di oggi, Azienda Zero ha acquistato dalla ditta Intersurgical di Mirandola, in provincia di Modena, i caschi di cui il direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova detiene il brevetto. La notizia circola ormai da qualche settimana tra ospedali e uffici della regione con il consueto carico di veleno, scrive il giornalista, che poi ricostruisce tutta la vicenda. L'appalto complessivo vale oltre 1 milione di euro, numerosi lotti vinti dalla Intersurgical SPA. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI anche la risposta del primario, dello scienziato che ha inventato il dispositivo medico. Dice: con quei soldi non ci pago le vacanze, li darò in beneficenza, e poi quantifica anche il guadagno. Si tratterebbe di €1 a pezzo. Ancora negli ultimi 6 mesi del 2022, dice Navalesi, ho guadagnato ben
1.258 € su cui poi dovrò pagare le tasse. I guadagni su questo prodotto fanno ridere, non mi ci pago neanche le vacanze, dichiara nell'intervista sempre a Enrico Ferro. E sa cosa faccio ora? Li dono in beneficenza. Aggiunge anche che non è lui ad averli ordinati. Quando sono arrivato in Veneto, dice Navalesi, la gara per i caschi era già fatta. Quando l'hanno rifatta poi non ero parte della commissione né per stilare i criteri né per scegliere. In ogni mio lavoro scientifico faccio la disclosure, dichiaro di aver inventato il tipo di casco e di ricevere royalties per questo. Voltiamo pagina, ora parliamo della autonomia. Sul Corriere del Veneto la notizia che riguarda la proposta di legge contro la riforma, il DDL Calderoli, 65.000 firme raccolte. Sarà quindi presentata la legge di iniziativa popolare. Obiettivo degli oppositori è bloccare l'iter dell'autonomia cambiando la Costituzione. Nel frattempo si insedia il cosiddetto super comitato che dovrebbe definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, propedeutici poi all'approvazione della appunto autonomia. E proseguiamo la rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. In questo caso si parla della adunata degli alpini a Udine, femministe, complotti e manuali antimolestie, adunata ad alta tensione per 40.000 alpini veneti. Questo il titolo dell'articolo firmato da Silvia Madiotto. Donne armate di smartphone, sempre nel titolo. L'ANA, noi sempre rispettosi, l'ANA, Associazione Nazionale degli Alpini, che peraltro ha distribuito in previsione dell'adunata dei manuali antimolestie, quindi evidentemente qualche preoccupazione da parte della stessa Associazione Nazionale Alpini c'è. Dopo Rimini, dice il presidente dell'ANA Favero, il nostro manifesto chiede a tutti i partecipanti un cambio culturale. Sì, perché questo sarà il primo evento dopo l'adunata di Rimini 2022, segnata da polemiche e accuse per le presunte molestie contro le donne. Si sono sentite aggredite verbalmente e fisicamente, dalle attenzioni di alcuni partecipanti e da comportamenti inappropriati, e sugli alpini è stata gettata un'ombra di sospetto, scrive Madiotto sulle pagine del Corriere del Veneto. Ricorderete tutti la vicenda dell'adunata di Rimini l'anno scorso, con centinaia di segnalazioni da parte donne che hanno dichiarato di aver subito molestie di vario tipo da parte degli alpini o comunque dei partecipanti all'adunata appunto dello scorso anno. Quest'anno, dall'11 al 14 maggio, tra pochi giorni, si terrà la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, previste 450.000 presenze. Gli alpini veneti sono 87.700, metà di loro sarà appunto a Udine. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Si parla di cambiamento climatico e siccità sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Molto spazio alle parole di Martinangela Caretta, vicentina di Montecchio Precalcino, 36 anni, che coordina la sezione dedicata all'acqua dell'ultimo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. La docente vicentina dice: l'adattamento un giorno non basterà più, bisogna ridurre i gas serra. Questo il monito lanciato dalla scienziata in una lunga intervista sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. E sempre su quelle pagine la proposta di Cristina Guarda di Europa Verde, consigliera regionale, che chiede che il piano siccità della regione fermi la pista da bob e le altre opere idrovore previste appunto nella nostra regione. Immagino che il piano siccità, che ancora il Consiglio attende da Zaia, includa lo stop della pista da bob a Cortina, opera in grado di consumare 200 milioni di litri d'acqua potabile all'anno.
È una provocazione quella di Cristina Guarda di Europa Verde, scrive il giornalista dei quotidiani Il Gruppo Gedi, una provocazione che muove però da continui inviti, questi tutt'altro che provocatori ai cittadini, di razionare il consumo d'acqua, vista la gravissima situazione di siccità in cui ci troviamo da oltre un anno. Poi le parole di Cristina Guarda, ancora: da quanto emerge dalle dichiarazioni rese, il piano siccità sembrerebbe ignorare la parte essenziale di ricarica del più grande bacino naturale, la falda. Nessun riferimento poi al progetto AFI, aree forestali di infiltrazione, che ha consentito al consorzio di bonifica Brenta di ricaricare la falda di 1 milione di metri cubi d'acqua in un anno attraverso un solo ettaro e con una spesa irrisoria 10-15 mila euro ad ettaro. Mancano i piani di Zaia, eppure è un progetto conosciuto. Pensare per grandi e costosissime opere sarà anche benefico dal punto di vista comunicativo, ma ho l'impressione che non tutte siano ben ponderate, dice Guarda. Sostengo la realizzazione del bacino di Meda, opera multifunzionale che prevede contenimento, ricarica, rilascio controllato di acqua e produzione energetica, ma altre opere inserite nel piano annunciato sembrano aver dimenticato criticità e rischi, come conferma il professor Dal Paus citando il bacino di Vanoi. Si tratta di un piano bocciato dallo stesso professore che ricorda a Zaia ai politici veneti, dichiara ancora Guarda, di non sottovalutare rischi e pericoli delle grandi dighe e della fragilità del territorio durante le grandi piogge. Il 9 ottobre 2023 ricorreranno 60 anni da quella immane tragedia. Quel disastro deve guidarci come monito nella ricerca delle strategie. Questo per quanto riguarda la siccità. Infine una notizia flash: ci saranno 2 studenti veneti sul podio italiano delle Olimpiadi della matematica. Si tratta di 2 vicentini che frequentano la stessa scuola, il liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Primo assoluto con l'oro è risultato il 18enne Luca Sartori, quinta, mentre secondo è arrivato Enrico Zonta di quarta. Le finali del campionato nazionale si sono svolte a Cesenatico, dove sono state organizzate dall'Unione Matematica Italiana su mandato del Ministero dell'Istruzione. La notizia sul Gazzettino di oggi. E per questo martedì 9 maggio 2023 è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.